C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. È stato ritrovato stasera l'uomo scomparso da alcuni giorni a San Canzian di Sonzo, in provincia di Gorizia. Alle ricerche, coordinate sul campo dai Vigili del Fuoco, hanno partecipato squadre a terra, cinofili, sommozzatori, squadre speleo alpino fluviali, operatori specializzati in topografia applicata al soccorso, squadre nautiche provenienti dai comandi di Gorizia, Trieste e Udine e il supporto dall'elicottero del reparto volo di Venezia. Sul posto anche i volontari della protezione civile e i carabinieri. Il ritrovamento dell'uomo in un bosco adiacente al canale Brancolo. Dopo averlo individuato, cosciente ma con segni di ipotermia, le squadre lo hanno caricato sulla barella da trasporto e con il personale della protezione civile è stato trasportato lungo il bosco per circa 1 chilometro fino ad una strada agricola carrabile dove ad attenderlo c'era il personale sanitario. L'uomo dopodiché è stato trasferito all'ospedale di Monfalcone dove si trova tuttora ricoverato per gli accertamenti sanitari. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.